Uno dei saluti più diffusi della città di Napoli è Amaron t'accompagna. È un saluto che nasce grossomodo nella seconda metà del Settecento ed è legato alla diffusione delle edicole votive, degli altarini devozionali, soprattutto di culto mariano come quello che ho alle mie spalle, grazie a un prete domenicano che si chiamava padre Gregorio Rocco, confessore spirituale di Carlo di Borbone e poi di suo figlio Ferdinando. I Borbone, nella seconda metà del Settecento, volevano dare un po' di illuminazione alla buia notte napoletana. Sì, perché all'epoca c'erano i mariuoli a Napoli, all'epoca. E allora a tale scopo cominciarono a installare, soprattutto negli incroci, insomma nei puntoni di strada, delle luci, delle lampade a olio. Ma i mariuoli naturalmente non erano interessati ad illuminare la notte napoletana e più i Borbone installavano lampade a olio, più i mariuoli le scassavano. Allora padre Gregorio Rocco ebbe un'idea geniale. Maestà, vi risolvo io il problema a costo zero. Padre Gregorio Rocco fece stampare migliaia e migliaia di immagini mariane e le distribuì a tutte le donne del popolo, alle donne dei basti napoletani, chiedendo semplicemente che se ne prendessero cura, magari accendendo un piccolo lumino devozionale all'interno di una cappellina votiva all'esterno del basso. Contava sul fatto che anche i mariuoli non avrebbero avuto il coraggio di distruggere la cappellina votiva dedicata alla Madonna. Con questo stratagemma padre Gregorio Rocco realizzò una prima forma di illuminazione pubblica in tutta la città di Napoli, praticamente gratuita. Ma c'era un problema: la maggior parte delle edicole votive erano poste in corrispondenza degli incroci di strade, soprattutto extramoenia nelle strade di campagna. Era negli incroci che c'era questa lucina devozionale accanto all'altarino devozionale mariano. Beh, cosa accadeva? Fra un altarino e l'altro ti aspettava una strada buia e allora l'unica speranza per essere protetti lungo il percorso era che la Madonna potesse seguirti con il suo sguardo da un altarino devozionale a quello successivo. E nasce questo modo di salutare: che la Madonna ti accompagni. Consentitemi una battuta, ma se la Madonna ti seguiva da un altarino all'altro con il suo sguardo, potrei dire che la Madonna fu la prima forma di videosorveglianza della storia di Napoli.